Un plico di mattoni, il progetto su carta e tanta voglia di crearsi un futuro, perché il futuro dipende da ciò che facciamo oggi, hanno detto i ragazzi che hanno partecipato al progetto 100 più 100 di ANCE Verona, assieme all'ente bilaterale ESEF CPT. 140 studenti guidati da 10 docenti di 6 istituti scolastici veronesi che si sono messi alla prova in un vero e proprio cantiere, ognuno nell'area di formazione specifica, apprendendo i fondamenti di un'autentica cultura di filiera, imparando a parlare un linguaggio comune, a condividere conoscenze e competenze differenti, lavorando in un team eterogeneo. Ne è risultato una casa abitabile che nei giorni scorsi è venuta a visitare anche l'assessore all'istruzione della Regione Veneto. La cosa bella di questo progetto è che va ben oltre l'alternanza scuola-lavoro e pur essendo un progetto pilota può già essere un progetto da prendere a riferimento in tutto il Veneto, perché questi ragazzi hanno avuto modo di stare insieme da diverse scuole, formazione professionale, istituti tecnici, scuole edili, hanno avuto un rapporto con il mondo delle imprese molto significativo, larga parte del materiale è stato donato e poi hanno costruito una cosa vera, una casa in tutto e per tutto vivibile. 100 più 100 ha coinvolto i giovani in 2 fasi, la prima dedicata alla progettazione esecutiva di un monolocale, la seconda alla realizzazione dell'intera impiantistica. È stato importante che le autorità anche civili si siano accorte dell'importanza di questa esperienza, chiedendo ai ragazzi per il prossimo anno di realizzare un manufatto a servizio e a disposizione della città. Credo che al di là dell'insegnamento, della professionalità, del lavorare assieme, di tutti quei valori che questo esperimento ha dato ai ragazzi, ci sia proprio questo plus valore della cittadinanza attiva, cioè insegnare ai nostri giovani a mettere a disposizione le loro forze, le loro energie, il loro intelletto per costruire qualcosa da lasciare poi a servizio di tutti e a patrimonio della civiltà.